Ciao mister, arriva un'altra sfida importante dopo l'emozionante vittoria di settimana scorsa. Come hai visto i ragazzi durante la settimana? La vittoria ci ha dato morale, serenità per lavorare bene, i ragazzi sono allenati bene, abbiamo preparato questa partita al meglio sapendo che è una partita tosta. Dopo il successo avevi espresso soddisfazione per i 3 punti, ma avevi anche detto che c'erano tante cose su cui lavorare, su cosa vi siete concentrati maggiormente. Ma sì, sicuramente la vittoria era importante, c'è da lavorare ancora molto, sia nelle due fasi, fase difensiva che fase offensiva, lo stiamo facendo, i ragazzi lo stanno facendo bene, stiamo lavorando alla fine insieme da un mese, quindi tanti concetti, tante cose bisogna ancora meccanizzarle insieme, però piano piano stiamo facendo tutto. Affronterete una squadra forte, collaudata, che l'anno scorso ha lottato per la promozione in Serie C e poi è stata eliminata ai playoff dal Desenzano. Cosa ti aspetti da questa partita? Beh, sappiamo che la Casatese è una squadra forte, ben organizzata, che lavora insieme da anni. e L'anno scorso ha fatto molto bene, ma non solo l'anno scorso, è anni che sta facendo bene, quindi è una squadra secondo me forte, attrezzata per stare nei piani alti della classifica. Sarà una partita tosta, difficile, dobbiamo farci trovare pronti per questo grande match e cercare di fare il massimo. Grazie.